Dal 6 marzo prossimo si potrà richiedere il reddito di cittadinanza, di integrazione dei redditi familiari e la pensione di cittadinanza per i pensionati che vivono sotto la soglia di povertà. Tali forme di sostegno si possono richiedere presso la sede del Tribunale del Consumatore in via San Francesco, grazie anche alla consulenza e disponibilità degli avvocati Eva Di Betti e Adele Falcetta. Tra i vari servizi offerti anche quello della consulenza legale e tecnica su usura e anatocismo bancario, analisi del mutuo, domande di invalidità civile e problematiche fiscali. Il 17 gennaio, come sappiamo, è stato emanato il decreto sul reddito e pensione di cittadinanza e a partire dal 1 aprile 2019 verranno erogate le prime forme di questo sostegno importante al reddito per le famiglie. Fin dal 6 marzo del 2019 sarà possibile presentare la domanda recandosi in un ufficio postale o nello sportello del Tribunale del Consumatore, quindi lo sportello di un CAF, muniti o comunque per richiedere in prima battuta l'ISEE, perché come sappiamo il reddito di cittadinanza, passo molto importante verso il sostegno alle famiglie, ai nuclei familiari, naturalmente verrà erogato a seguito della verifica del possesso di determinati requisiti che riguardano appunto il nucleo familiare, quindi passo passo vi guideremo per poter verificare se si è in possesso di tali requisiti, tra cui il primo importantissimo è un ISEE che non abbia un valore superiore a 9.360 euro, quindi la richiesta dell'ISEE è il primo passo e poi altri requisiti che man mano esamineremo condurranno comunque alla richiesta che faremo noi come Tribunale del Consumatore, quindi vi aspettiamo nei nostri sportelli per poter presentare le domande appunto a partire dal 6 marzo 2019. Abbiamo parlato del reddito di cittadinanza che parte il 6 marzo, parliamo ora della pensione di cittadinanza. Ecco, cosa vuol dire? C'è una differenza? La pensione di cittadinanza è una misura che è stata pensata per i pensionati che si trovano in una condizione che viene ritenuta di povertà, cioè con una pensione inferiore ai 780 euro mensili. Per fruire della pensione di cittadinanza occorre essere in possesso di determinati requisiti che riguardano sia il reddito familiare, sia l'eventuale proprietà di immobili oppure anche l'esistenza di conti correnti, di depositi di denaro, per cui occorre sempre come primo passo recarsi presso il Tribunale del Consumatore o presso comunque un CAF che possa valutare la situazione, richiedere l'ISEE e poi, se ci sono i requisiti, presentare la relativa domanda. Avete messo a disposizione anche un numero fisso, il 0922 175 6698, per chi vuole avere delle brevi informazioni telefoniche, ma parliamo anche del vostro interesse verso quota 100? Sì, certamente ci occupiamo anche delle domande relative a quota 100 che, come si è sentito dire negli ultimi tempi, è la possibilità di andare in pensione per chi abbia compiuto i 62 anni di età e abbia maturato 38 anni di contributi. Poi nell'ambito di questa situazione di base ci sono tutta una serie di situazioni diversificate che anche in questo caso occorre esaminare una, per cui l'invito è sempre quello a venire a trovarci per controllare tutta la documentazione, valutare se i requisiti ci sono e inoltrare la domanda. Ecco, ultima domanda alla dottoressa Di Betta. Ecco, il Tribunale del Consumatore svolge anche attività di consulenza varie, ecco, non solo reddito di cittadinanza, quota 100, pensione di cittadinanza, ma anche altro? Sì, assolutamente, noi siamo operativi su tanti settori, non solo appunto come aiuto ai pensionati e come sostegno del reddito, ma anche ci siamo mosse bene per la domanda di disoccupazione, per la NASPI, che peraltro riguardo al reddito di cittadinanza è compatibile questa forma di sostegno al reddito con la NASPI, con la disoccupazione. Ci occupiamo anche di tutte quelle che sono le problematiche degli utenti relative alle compagnie telefoniche, quindi sia anche come diffida di primo grado che anche poi come
come con il CORE, come comunque con naturalmente le autorità preposte per il prosieguo delle istanze degli utenti. Ricordo che gli sportelli del Tribunale del Consumatore sono operativi il lunedì e il mercoledì la mattina e il giovedì e il venerdì di pomeriggio, e naturalmente appunto abbiamo messo a disposizione un numero di telefono fisso per gli utenti per ricevere una prima consulenza e per fissare un appuntamento presso i nostri uffici.